Ben ritrovati dalla redazione del Veneto per questa pagina appunto dedicata a questa altra regione. Ora invece ci trasferiamo a Portogruaro perché è attesa ormai da tempo la sentenza del Consiglio di Stato che deve insomma cercare di fare la prima chiarezza per quanto concerne l'amministrazione comunale. Allora ci vediamo subito il servizio con il sindaco della città dell'Emene, Antonio Bertoncello. Siamo con il sindaco di Portogruaro, Antonio Bertoncello. Signor sindaco, la città, i cittadini appunto stanno aspettando di avere un'amministrazione comunale. Di fatto il Consiglio di Stato che cosa ha deciso? Ma diciamo che ancora il Consiglio di Stato, pur avendo discusso ieri la richiesta di sospensiva da parte di un consigliere comunale, non ha ancora emanato il decreto. Però vorrei cogliere l'occasione per dire che non è questo decreto che cambia la situazione, la questione non si risolve, secondo il mio punto di vista, nei tavoli dei tribunali, si risolve attraverso la politica. Quindi con un decreto del Consiglio di Stato per la città di Portogruaro non cambia nulla, nel senso che c'è bisogno semmai della sentenza del TAR che è prevista per il 22 di ottobre ed eventualmente la sentenza definitiva del Consiglio di Stato nella misura in cui il collegio decidesse una data per entrare nel merito della questione. Io credo però che i cittadini di Portogruaro devono prendere consapevolezza, insomma, che c'è un sindaco eletto da parte dei cittadini. È pur vero che c'è una maggioranza politica in Consiglio Comunale, seppur per pochi voti, mi pare 13 se non vado errato, e credo che le prerogative del sindaco come quelle del Consiglio Comunale rimangono inalterate a prescindere dagli esiti. Il 28 di marzo ci sono le elezioni regionali, io credo che se non ci sarà un accordo politico per risolvere i problemi della città da qui a dicembre, io credo che sia giusto andare alle elezioni. Io non sono un sindaco fantoccio, come ho avuto modo già di dire, di accettare una proposta provocatoria del centrodestra di non toccare il Consiglio e di invece pretendere i 5 assessori in giunta.